Sono entrati nell'abitazione, hanno scassinato la cassaforte con un flessibile, rovistato nelle stanze e nei cassetti e rubato denaro e gioielli. La vittima risiede nel Trevigiano, ma lavora a Trevaseleghe e poi ha presentato denunce ai carabinieri di Castelfranco Veneto. Ad agire sono state due persone incappucciate, arrivate a bordo di una Mercedes Station Wagon bianca, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione. Un'auto con le stesse caratteristiche è stata segnalata anche nel Padovano, a Piombino Dese e Campo San Piero, in occasione di altri furti. Il comune di Trebaseleghe quindi mette in guardia i cittadini e invita alla massima attenzione. A documentare quanto accaduto è stata la telecamera dell'abitazione che ha ripreso l'auto e i due uomini. Nel video sono rimaste registrate anche le voci dei due ladri che parlano con accento straniero. Le immagini e l'audio sono elementi a disposizione dei carabinieri per gli accertamenti e per l'identificazione dei responsabili. La stessa Mercedes è stata segnalata anche nel territorio padovano, in particolare a Piombino Dese e Campo San Piero, dove sono stati segnalati episodi riconducibili a furti nelle abitazioni.